Caos nella notte nel quartiere Circus di Chirignago, in comune di Venezia. Dopo una faida tra vicini, un giovane avrebbe appiccato il fuoco, costringendo la completa evacuazione del palazzo. Usavano martello e pistola per i loro assalti a volto coperto. Si è chiuso in poche settimane il cerchio attorno ad una coppia di giovani fratelli che alla fine hanno confessato. Paura Castelfranco, si sgancia la cintura sedicenne, precipita da una giostra in piazza Giorgione, volo di 4 metri, ricoverata al Cafoncello, struttura sotto sequestro per accertamenti. Ciclista travolto e ucciso da un SUV lungo la Valsugana, Pieve di Curtarolo. La vittima, un anziano di circa 70 anni, non ha ancora un nome, indagato l'automobilista. Ripreso da oggi il presidio permanente dei lavoratori davanti ai cancelli della Idro di Feltre. I lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Primo oro veneto alle Olimpiadi di Milano Cortina nel pattinaggio di velocità. Il vicentino Davide Ghiotto sale sul gradino più alto del podio con i compagni di squadra, sconfitti in finale gli Stati Uniti. Da Venezia agli altri capoluoghi veneti, gran finale di carnevale, sfilate di carri, coreografie e fiumi di gente. A Treviso il pubblico delle grandi occasioni per il colorato corteo trasmesso in diretta da Antenna 3. Buonasera e benvenuti all'edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Caos nella notte, intanto nel quartiere Circus di Chirignago, siamo in comune di Venezia. Dopo una faida tra vicini, un giovane avrebbe appiccato il fuoco, costringendo la completa evacuazione del palazzo. Sento dei rumori, pam, pum, pam, pensavo all'inizio dei spari. Ho chiamato subito i carabinieri, ho detto guarda, correte qui perché qui scappa molto. Una palazzina in fiamme, urla, caos e 18 persone intrappolate nel fumo. È l'esito di una faida di vicinato nelle case popolari della zona Circus di piazza Vittorino da Feltre a Mestre. A finire in manette un giovane di origine straniera, ritenuto responsabile dell'incendio, ha piccato la porta dell'appartamento del vicino, cittadino di origine albanese. Il ragazzo, diciamo che ha ritirato mio fratello, è venuto. Suo fratello è coinvolto? Sì, mio fratello era coinvolto con lui. Però il ragazzo che ha dato fuoco è venuto minacciandomi. Voleva venire sopra da me. E infatti mi ha rotto il vetro della macchina, sul noto posteriore, ha rotto il vetro del portone e mi ha minacciato più volte, diciamo, di venire su, oppure mi intimidiva, vieni giù, vedi che... Una faida che andrebbe avanti da mesi e che, secondo le testimonianze, avrebbe già portato pochi giorni prima al rogo dello scooter del rivale. Intorno alle 23 l'ennesima escalation, liquido infiammabile sulla porta in legno e poi il rogo. Il fumo denso ha saturato il vano scale, l'intero edificio di 5 piani, costringendo la completa evacuazione dei residenti, tra cui diversi minori portati in ospedale per accertamenti. I condomini del palazzo non ce la fanno più a vivere così. Qua purtroppo che si tanti abusivi, stranieri, fa quello che vuol, spaccio di droga, vandalismi dappertutto, non che c'è rispetto, non che c'è niente. E se sentiamo soli, si può venire solo quando chi ha bisogno di elezioni, di voti. Con promesse. Un episodio che segnala un clima di convivenza sempre più ostile all'interno delle case popolari di quest'area. Le persone resistono, le persone hanno una grande voglia, questo luogo è un luogo centrale alla nostra comunità e noi garantiremo il più possibile. Io in primis, come vi dicevo prima, sono sempre qui presente, le persone mi chiamano, io intervengo, c'è un costante movimento, una costante comunicazione. A intervenire sulla questione anche Marco Mestriner, presidente facente funzione di Ater Venezia. Per colpa dei soliti noti che mettono sotto scacco la vita di persone normali. Siamo stufi di essere sotto scacco da parte di determinate persone che vivono abusivamente negli alloggi popolari. Usavano martello e pistola per i loro assalti a volto coperto tra Bassano del Grappa e Rosà. Si è chiuso in poche settimane il cerchio attorno ad una coppia di giovani fratelli che alla fine hanno confessato.
Braccati dai carabinieri, alla fine hanno confessato. 2 fratelli di 18 e 20 anni, originari del Lazio, hanno ammesso le proprie responsabilità per 4 rapine, 3 riuscite e una tentata ai danni di esercenti della zona tra Rosà e Bassano. Tutti gli episodi sono avvenuti in meno di un mese. Il 15 gennaio avevano minacciato con un martello la dipendente di un bar di via Manzoni a Rosà, impossessandosi di 800 euro e un cellulare. 5 giorni dopo, con la stessa modalità, era stata la cassiera di un supermercato di via De Gasperi verso l'orario di chiusura a subire un assalto fulmineo, con la cassa rimasta intatta nonostante le martellate. I 2 hanno atteso fino al 6 febbraio per entrare di nuovo in azione, questa volta ai danni di un fast food di Bassano in via Cadolfin. Era stato di 3.000 euro il bottino consegnato dalla responsabile del punto vendita sotto minaccia stavolta di una pistola. L'ultimo colpo non andato a segno risale all'11 febbraio ai danni di un altro fast food di via Capitelvecchio. Un dipendente del locale aveva incrociato i 2 malintenzionati all'uscita di una porta secondaria, riuscendo a rientrare e chiudendo l'uscio alle proprie spalle. Le serrate indagini dei carabinieri, condotte grazie alla visione delle telecamere pubbliche e private della videosorveglianza e a una serie di appostamenti e pedinamenti, hanno velocemente stretto il cerchio intorno ai 2 fratelli dimoranti da qualche mese a Rosà. Così i giovani si sono presentati al comando di Bassano dell'Arma insieme ai loro avvocati, confessando i reati e fornendo ulteriori dettagli. I militari hanno recuperato la pistola, risultata essere a salve ma priva di tappo rosso, oltre ai capi di abbigliamento utilizzati nelle rapine, sempre abbandonati nelle vicinanze dopo la fuga. Per entrambi è scattata la denuncia a piede libero in attesa del processo. Terrore ieri pomeriggio in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto. Una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra facendo un volo di 4 metri. Sfiorata la tragedia nel tardo pomeriggio in piazza Giorgione a Castelfranco Veneto intorno alle 18:30. Una ragazza di 16 anni è precipitata da una giostra del Luna Park allestito per carnevale, facendo un volo di circa 4 metri e cadendo di pancia sulla pedana. La giovane, che si trovava con alcuni amici, era salita sulla giostra denominata Shuttle, ora chiusa e posta sotto sequestro. All'improvviso la cintura di sicurezza del seggiolino su cui era seduta si è sganciata per cause ancora da chiarire, forse per un difetto tecnico della giostra o un errore involontario della giovane. Per fortuna in quel momento la velocità stava diminuendo. La sedicenne è caduta per 4 metri sotto gli occhi dei presenti ed è stata subito soccorsa. Ovviamente la giostra è stata fermata nell'immediato, il resto delle persone a bordo sono state fatte scendere in sicurezza. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Cafoncello di Treviso, ha riportato diversi traumi ma è sempre rimasta cosciente, anche se sotto shock. Per nostra fortuna ieri sera abbiamo saputo, poi col direttore dell'ospedale, dottore Sanello, abbiamo seguito la cosa. Per fortuna sta bene, non ci sono stati danni né fratture, quindi assolutamente ringraziamo che è andato tutto bene, quindi la ragazzina non ha avuto nessun tipo di lesione importante. Un epilogo fortunato, ma il rischio è stato enorme. Sono ora in corso le indagini per verificare se si sia trattato effettivamente di un guasto alla giostra o di uno sgancio accidentale della cintura da parte della giovane. Ed ora parliamo del ciclista travolto e ucciso da un SUV lungo la Valsugana a Pieve di Curtarolo. La vittima è un anziano di circa 70-75 anni, non ha ancora un nome. La polizia locale del distretto Medio Brenta è al lavoro. Nel frattempo è stato indagato l'automobilista. 70-75 anni, capelli brizzolati e una leggera barba bianca, indossava un giubbino nero leggero e pantaloni della tuta neri. Le scarpe erano bianche con una striscia azzurra da ginnastica, la bici una atala nera da donna con il cestino, volato via a causa dell'impatto. Non ha ancora un nome l'anziano rimasto ucciso lunedì nel tragico incidente avvenuto a Pieve di Curtarolo lungo la strada provinciale Valsugana. Erano le 15:30 quando l'uomo, che viaggiava in direzione di Cittadella e forse aveva provato ad attraversare la strada, è stato investito da un SUV condotto da un residente nel veneziano che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Padova, che ha autorizzato la diffusione di queste immagini. Da quel momento gli agenti della polizia locale del Medio Brenta sono al lavoro per dare un nome alla vittima e per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Con loro anche il comune di Curtarolo con la sindaca Martina Rocchio. Tenuto conto che l'anziano viaggiava in bicicletta,
si presume possa essere chiaramente nel nostro territorio. Comunque gli uffici dell'anagrafe stanno collaborando ovviamente con le forze dell'ordine per capire magari da qualche dettaglio di riuscire a risalire a chi fosse, insomma, ecco, questa persona. Ad oggi non ci sono state, non sono state sporte denunce di scomparsa. Un incidente che pone l'accento ancora una volta sul tratto padovano della strada Valsugana, collegamento nord-sud per tutta la regione. Al centro di un'area industriale, artigianale vasta, il tratto tra Vaccarino di Piazzola sul Brenta e Cittadella resta ancora un tratto di strada provinciale. Mi sono seduta in questi ultimi 7 anni su tanti tavoli per confrontarmi e per portare le problematiche del mio territorio, ma di tutto l'asse, perché come si diceva prima, da un flusso del traffico che è stato fatto da provincia e regione parliamo di circa 25.000 mezzi, anche pesanti, ma molto probabilmente ce ne saranno anche tanti di più. Quindi voi capite l'importanza di trovare, insomma, delle soluzioni, quindi insomma anche nelle prossime settimane continuerò a parlare anche a tutti gli enti sovracomunali per trovare soluzioni mirate. È morto dopo un mese di ricovero in ospedale Adriano Miotti, 75enne, abitava a Bertisella. Il 4 gennaio scorso stava utilizzando nella sua casa la fiamma ossidrica per alcuni lavori. Una fiammata di ritorno lo aveva colpito mentre indossava una tuta in materiali sintetici. Era stato avvolto in pochi minuti dal fuoco che gli aveva provocato gravi ustioni. Ripreso da oggi il presidio permanente delle lavoratrici e dei lavoratori davanti ai cancelli dello stabilimento Idro di Feltre. Idro, i lavoratori vogliono impedire l'uscita delle matrici che l'azienda intende trasferire verso altri siti produttivi. Dopo l'incontro di ieri purtroppo non sono arrivate le risposte che lavoratrici e lavoratori chiedono all'azienda. Nessuna certezza sui tempi di riattivazione degli impianti a seguito degli incendi che hanno colpito lo stabilimento nelle scorse settimane e non c'è nessuna garanzia concreta sul futuro produttivo del sito. Abbiamo deciso insieme a loro di riprendere il presidio e di impedire l'uscita delle matrici dallo stabilimento di Feltre. Cioè, volete impedirlo fisicamente che escano? Certo, da quello che ci risulta stanno predisponendo un camion per spedire ulteriori matrici dopo averne spedito uno la settimana scorsa. Se il camion si presenterà in cancelli noi fisicamente impediremo l'uscita del camion. Anche il sindaco di Feltre, Viviana Fusaro, ha commentato la situazione con queste parole. Quello che sta accadendo dentro lo stabilimento Idro in queste ore è sconcertante. Anche nell'assemblea di ieri con i lavoratori l'azienda ha dimostrato una totale chiusura sia rispetto alla riattivazione della centralina andata a fuoco sia rispetto alle richieste legittime dei lavoratori sulla cassa integrazione. È un atteggiamento ingiustificato da parte di una multinazionale che sta dimostrando di non avere scrupoli. Ed ora le elezioni comunali a Venezia. Il senatore di Fratelli d'Italia Raffaele Speranzona ha confermato in via definitiva che non sarà lui il candidato sindaco del centrodestra e salgono le quotazioni di Simone Venturini. A che punto siamo col candidato sindaco di Venezia? Si candida lei o no? Allora, diamo una notizia. Non mi candido. Che stiamo a fare qua. Non si candida? Non mi candido sindaco di Venezia. Quindi questa, se voleva la notizia. Cioè, vediamo. E chi è quindi? Vediamo, adesso credo che. Non sarà un esponente di Fratelli d'Italia o no? Perché sicuramente Fratelli d'Italia indicherà la propria preferenza verso un candidato sindaco e quindi credo che nel giro di 2 o 3 giorni probabilmente avremo le risposte. Entro la fine della settimana i giochi dovrebbero quindi chiudersi nel centrodestra veneziano alle prese con la scelta del candidato sindaco da contrapporre ad Andrea Martella. Questa è la tempistica che il meloniano Raffaele Speranzona annuncia a Ring, mettendo allo stesso tempo quella che sembra una pietra tombale sulla sua candidatura. 2 notizie, cui ne segue una terza, ovvero un'apertura evidente sul nome dell'assessore uscente Simone Venturini. È uno dei candidati, è una figura autorevole, ha tanta esperienza amministrativa e sicuramente è una figura degna di grande considerazione da parte nostra e quindi faremo la nostra valutazione. Venturini che resta in pole position. Quanto al dilemma Zaia non Zaia, sindaco di Venezia, la formula è ormai quella di rito. Siamo sicuri che qualsiasi sia la scelta che farà, lo farà sempre con il consueto impegno, determinazione a difesa degli interessi di questo territorio e quindi
siamo sicuri che farà la scelta giusta anche in questa occasione. Restringendo il campo a Fratelli d'Italia, Speranzon sembra escludere anche il rendezvous interno, quello che lo vorrebbe subentrare al coordinatore Luca De Carlo dopo il risultato delle regionali. Il coordinatore del partito è Luca De Carlo, ha svolto benissimo le sue funzioni in questi 6 anni. Ricordo che sono ormai 6 anni in cui il Veneto vede la figura di De Carlo come coordinatore e sono stati 6 anni costellati da grandissimi successi elettorali. Le ultime elezioni regionali hanno portato a un risultato il migliore possibile date le condizioni. Le partite però si sommano. Nelle prossime ore è attesa l'approvazione in Consiglio dei Ministri della prima intesa sull'autonomia sulle 4 materie non LEP. Giornata storica aveva detto Alberto Stefani, ma lui si rivolge allo speaker dell'opposizione Giovanni Manildo. Stefani chiarisca se ci sono risorse vere o se è l'ennesimo giro a vuoto. Una centrale idroelettrica per sfruttare le acque del Vajont. Il progetto è stato depositato alla Regione Friuli Venezia Giulia per la verifica di assoggettibilità alla procedura di VIA. Ma allora la politica in questo non deve e non può fare assolutamente nulla, perché intervenire in un iter amministrativo è un reato. Torna la paura nel Vajont, appresa la notizia di una possibile costruzione di una centrale elettrica all'interno del torrente omonimo vicino al Monte Toc. Prevede la realizzazione di una centrale idroelettrica che sfrutterebbe le portate già in transito nella galleria di scarico del lago del residuo C, il bacino formatosi dopo la frana del 1963. L'acqua verrebbe intercettata poco prima dello sbocco della galleria, convogliata attraverso una condotta posta in un pozzo verticale e utilizzata per alimentare turbine installate in una centrale realizzata in caverna alla base della forra del Vajont. Dopo la produzione di energia, l'acqua verrebbe restituita al torrente senza creare tratti in secca. L'iniziativa è erede di un progetto del 1996 mai realizzato, anche per le forti resistenze incontrate dalla comunità locale colpita dalla tragica onda assassina provocata dalla frana del Monte Toc alle 22:39 del 9 ottobre del 1963, che cancellò in meno di 5 minuti Erto, Casso e Longarone. Mi dicono che sia tutta interna alla roccia, quindi non si vede, quindi impatto paesaggistico zero. Dovrebbe avere, da quello che mi dicono, un beneficio dal punto di vista del risparmio energetico, in quanto è un'energia pulita, l'idroelettrica. L'accordo va fatto anche e soprattutto con il Veneto in questo caso, e quindi mi risulta che anche il sindaco di Erto e Casso sia d'accordo. Non mi pare altrettanto quello di Longarone, però ripeto, noi non andiamo nella politica a fare giudice e non può, ripeto, se un sindaco, un assessore regionale, un presidente interviene con gli uffici, è un reato gravissimo. Siamo alle Olimpiadi. Il pattinatore vicentino Davide Ghiotto di San Gottardo di Zovencedo ha trascinato un'Italia da favola alla conquista dell'oro olimpico nell'inseguimento a squadre. Con una rimonta entusiasmante negli ultimi 3 giri, il vicentino Davide Ghiotto trascina gli azzurri al secondo oro olimpico nella storia del pattinaggio su ghiaccio di velocità nell'inseguimento a squadre. Con i trentini Andrea Giovannini e Michele Malfatti, Ghiotto di San Gottardo ha costruito un capolavoro tattico schiantando gli Stati Uniti. Contro i campioni del mondo in carica, gli azzurri hanno lasciato sfogare gli avversari nei primi 5 giri. Poi la progressione, il cambio di ritmo, il sorpasso nelle ultime 2 tornate. L'ultimo chilometro è una lunga sinfonia azzurro, pattinata potente, cambi perfetti, traiettorie pulite. Il cronometro si ferma a 3 minuti 39 secondi e 20 centesimi. Gli americani cedono di schianto, il distacco è netto, oltre 4 secondi e mezzo. È il primo oro olimpico veneto di questa edizione e la prima medaglia per Vicenza. Dopo la delusione nella gara individuale, Ghiotto si prende la rivincita più bella, quella che vale l'Olimpiade. Il podio si completa con la Cina, che nella finale per il bronzo supera i Paesi Bassi per appena 9 centesimi. Una vittoria, quella degli azzurri, che profuma di riscatto e di storia per questo sport. Vicenza sale di nuovo sul tetto del mondo del pattinaggio, 20 anni dopo il campione asiaghese Enrico Fabris.
E adesso parliamo del martedì grasso, quindi si è concluso il carnevale con un gran finale un po' in tutte le città del Veneto. Partiamo col carnevale di Piazza San Marco a Venezia, un'edizione che ha totalizzato milioni di presenze. Il Carnevale di Venezia si chiude con l'atto più atteso in Piazza San Marco, la presentazione della Maria dell'anno 2026, la proclamazione alla Fenice al termine della serata di gala nelle sale apolline. Sono Martin Dioccullo, ho 18 anni e vivo a Mestre. Sono una persona molto solare e innamorata di Venezia e cerco di portare un po' di allegria dappertutto, diciamo. Sul palco di Piazza San Marco, accompagnata alla Maria dell'anno dall'abito creato dallo stilista delle Marie Francesco Briggi, la cerimonia conclude la tradizionale sfilata delle 12 Marie lungo il Canal Grande, culminando con la proclamazione davanti al pubblico della piazza simbolo della città. L'edizione 2026, inserita nel calendario culturale legato ai Giochi di Milano Cortina, è caratterizzata dal tema Olympus, alle origini del gioco, si chiude dopo oltre 2 settimane di spettacoli, cortei e iniziative diffuse tra centro storico e terraferma. Questo tema dedicato alle Olimpiadi è stato molto ben accettato sia dal punto di vista dei partecipanti, lo abbiamo visto con molte maschere a tema, ma anche da un forte richiamo mediatico. Sul fronte turistico ed economico il Carnevale conferma il suo peso. La festa vale complessivamente circa 1,2 miliardi di euro, con 5 milioni di pernottamenti stimati nell'ultimo weekend e circa 20 milioni di presenze turistiche complessivo nel periodo delle celebrazioni. Tante persone, tanta gente che si diverte e anche questo tema molto bello che ha veramente dato un impulso forte a questo carnevale. Un bilancio che ribadisce il ruolo del carnevale veneziano come grande motore culturale ed economico, capace di unire tradizione, spettacolo e richiamo internazionale. Questa dunque è Venezia, la conclusione del Carnevale a Venezia, ma il martedì grasso è stato festeggiato e alla grande anche a Treviso, tra l'altro accompagnato da una lunga diretta di Antenna 3 che vi ha fatto vedere tutte le maschere più belle che sono state peraltro accompagnate da 2 ali di folla. Si calcola circa 90.000 persone abbiano assistito al passaggio delle maschere a Treviso per questo martedì grasso. C'erano anche 21 carri allegorici, quindi una grande festa che Antenna 3 vi ha presentato completamente in diretta. Con questo si conclude l'edizione del telegiornale del Veneto di Antenna 3, dopo di noi le previsioni del tempo e quindi l'edizione di Venezia. Buon proseguimento di serata con i programmi di Antenna 3.